Buon pomeriggio e ben ritrovati ragazzi con la Lega di Matteo Saltini. Siamo qui pronti per vedere dove ci porterà questa puntata. Chi lo sa, andremo incontro alla distruzione. Probabile. Ci sono queste brutte persone, la macchia Zakira, che... no, scusate, questi, la minaccia Mu, che non abbiamo ancora identificato, che sono molto ostili nei nostri confronti. Perciò dobbiamo stare attenti. Può essere che loro ci radano al suolo. Non lo sapremo finché non ci proveremo. Vedremo un po' come andrà. Intanto il nostro cencio... Cos'è che è il Gastu che è bloccato? È bloccato il nostro cencio, è bloccato. Allora lo andiamo a sbloccare. Gli diamo... No, è bloccato nel sistema. Fatemi vedere. Intanto il nostro Luca Zaio ha trovato un'altra minaccia. Bene, bene, ma non benissimo. Andiamo a dargli un emissario. Eccolo qua. Io vorrei capire perché il nostro cencio ha problematiche a spostarsi. Dai, cencio, spostati. Vieni qua perlomeno. No, è chiuso. Non mi dà la possibilità di scappare. Vediamo se posso in qualche modo. Faccio rientra. Ok, perfetto. Abbiamo recuperato almeno il nostro agente. Quindi ragazzi è incredibile, ma... Luca Zaio è l'unico, per quello che l'hanno fatto ovviamente, è scienziato capomastro, è l'unico che è riuscito a passare il blocco da questo lato, quindi ci farà vedere andando in solitaria. Pensate, questa missione di Luca Zaio in solitaria da eroe. Adesso gli facciamo tutti il saluto militare, questo eroe che per la patria, per la nostra... amatissima Padania si immolerà andando al di là dei confini conosciuti dall'uomo per scoprire, per permettere alla Padania di capire come potersi espandere poi in un futuro e diciamo ambire a un controllo maggiore intorno a lei, quindi anche garantire la sicurezza intrinsecamente di tutte le altre nazioni. Quindi grazie Luca Zaio, sei il nostro miglior pilota e il miglior idolo che possiamo avere. Non ti meritiamo, ma sei il migliore comunque, quindi grazie per la tua per il tuo sacrificio. Che la Madonna te la mandi buona. Rompete le righe. Torniamo a noi. Abbiamo qualcosina da poter controllare, cioè da poter andare a valutare. Per esempio questo progetto di ripristino del pianeta gassoso, che non ho ben capito cosa significa, però vabbè, possiamo andare a farlo comunque. Intanto noi abbiamo una flotta che fa un po' schifo, perché 12 su 50... Però la nostra tecnologia dovrebbe consentirci di proseguire, cioè di produrre delle nuove navi di nuova generazione che ci dovrebbero dare un po' più di sicurezza, ecco, perché io non mi sento sicuro per niente a vivere vicino a loro. Intanto i nostri scienziati hanno decifrato i segnali ricevuti dalla minaccia Mu e hanno dato i loro frutti. Ok, perfetto, quindi abbiamo una padronanza della loro lingua non completa, però siamo almeno riusciti a identificare. Sono i territori Zirk-Mouk unito. Ah, ok. E siamo ora in grado di comunicare con loro, nel caso lo volessimo. Fatemi vedere. Ah, sono dei funghetti. Funghetti allucinogeni a vedere il colore. Come ci poniamo nei loro confronti? Io sono contro ogni genere di droga. Matteo Saltini potrebbe rispondere: combatteremo per il nostro diritto di esistere. Io penso che sia un'ottima risposta. Eccoli qua, guardate ragazzi quanto sono estesi, wow. E scusate, ma... No, io ho fatto tutta la filippica su Luca Zaio, ma vediamo che purtroppo anche lui è dovuto decollare via con un salto di emergenza, quindi ci ha lasciato un po' così. Va bene ragazzi, va bene. Grazie Luca Zaio comunque, il tuo sforzo non sarà reso invano. Qui vedo che ci hanno già bloccato tutti gli accessi, non è più possibile andare a conquistare queste zone. E vedo che si sono espansi anche in questa direzione. Il confine loro continua sicuramente almeno fino a qua e chissà dove arriverà. Sono tanti i sistemi che loro hanno inglobato, forse molto più dei nostri, non lo so. Noi abbiamo comunque la possibilità di arrivare in questa zona, ma dobbiamo assolutamente distruggere... Sì, vabbè, ciao. Questo sciame di Rubini, ma è impossibile. Stavo dicendo, io direi di andare, piuttosto che andare a occupare questa zona, direi di andare a costruire una flotta più potente. E andiamo a fare delle corvette, perché ho paura ragazzi, di un attacco.
Sarebbe interessante convertire, vendere un po' di materie. Magari vendiamo un po' di cibo. Bah, 300, vabbè. Vendiamo un po' di cibo e ci prendiamo un po' di leghe, in modo tale da poter potenziare. Ok, perfetto, almeno arriviamo a 15 unità su 50. Direi che per ora è il minimo proprio consentito dalla legge. Andiamo avanti e vediamo un attimo cosa succede. Confini chiusi, ok, ci hanno chiuso i confini. Ma vediamo un attimo come sono i nostri confronti. Sono... oddio, abbiamo un casus belli contro di loro. Va bene. Allora, mi piacerebbe stabilire un'ambasciata, ma come vedete sono un po' ostili i nostri confronti, eh. Io qua, ragazzi, devo far sì che la stazione non... cioè va potenziata, perché vanno subito fermati questi, perché... Intanto qui, wow, un pianeta savana. Ottimo, ottimo. Chissà dove ci porterà questo ramo. Speriamo che non ci congiunga con loro, ma ci porti da qualche altra parte. Tra l'altro, Paolo Verdi adesso ha scoperto qualcosa nel sistema di Seyagawa. Qualcosa nel sistema Seyagawa sta corrompendo una parte dei dati ricevuti dai nostri sensori. La fonte dell'irregolarità sembrerebbe essere il pianeta Seyagawa IV A. No, la ignoriamo per adesso, andiamo avanti, la andiamo a studiare dopo. Oh, perfetto, le navi sono state fatte. Guarda qua. Aggiornamento base stellare. Ragazzi, ci vorrebbe per difenderci dai cattivoni. Ci vorrebbe proprio. Anche questo in realtà sarebbe da fare, sbloccare la classe fregata. Però io andrei sul fortino stellare, perché dobbiamo proprio chiuderci come appunto solo la Lega sa fare. Allora, andiamo sulla produzione della stazione di ricerca, perché tanto gli inibitori non mi interessano. Questo nuovo tipo di arma non mi interessa. Io direi andare a fare la produzione della stazione di ricerca. Ok, qui abbiamo i semi di istruzione. Tira l'interruttore. Oddio, cosa devo fare? Pensiamo di essere immuni a tutti gli effetti della nebbia intossicante. Se riusciamo a mettere in funzione i motori della nave, possiamo farla partire e rimandarla a casa per poterla studiare. Ci vorrà del tempo, ma l'elaborato laboratorio farmaceutico potrebbe fornire un utile aumento biochimico per i soldati del nostro impero. Ah, questo mi piace. No, allora io voglio riparare i motori per portarla a casa, quindi ce la studiamo. Ecco, stupidamente pensavamo di essere immuni alla nebbia, ma i nostri scienziati stanno sperimentando attacchi di rabbia psicotica. I combattimenti sono scoppiati in tutta la nave. Dovremmo ripulire l'atmosfera e sottomettere le vittime della nebbia prima di poter avviare la nave. Questo ritardo ci costerà del tempo. Va bene, ma io non ho fretta. Sappiamo che Matteo Saltini viaggia sulle lunghe distanze. Ok, quindi un'equazione da parte dell'impero ignoto, presentandosi con il nome di Unione Fernolla, sostengono di essere venuti a nostra conoscenza ascoltando le comunicazioni di un altro impero su cui siamo in contatto. Allora, fatemi vedere. Wow, incredibile, ragazzi. Dopo i funghi abbiamo scoperto le lumache. Il prossimo passo saranno i rettili, poi no, gli anfibi, poi i rettili, insomma. Vabbè, cosa vogliono questi? Sono materialisti e fanatico e ugualitari. Materialisti non è che vanno molto d'accordo con noi, però è ugualitario. Vabbè, dai, facciamoceli amici. Magari sanno qualcosa sulla Madonna. Allora, ragazzi, elezione del Premier. Qua ci sono diversi premier a disposizione. Già i nostri uomini della Lega sono stati, diciamo, un po' emarginati, mi spiace. Però io direi di eleggere il premier Matteo Saltini ancora per l'ennesima volta leader, perché direi che la sua guida ci ha illuminato in maniera importante e l'importanza di questo si è visto. Intanto Paolo Verdi ha trovato un'anomalia, vabbè, questa la ricerchiamo perché è abbastanza veloce da fare. Chi è che è salito di livello? Mario Borsezio, grande Mario. Allora, Mario lo facciamo diventare, io direi, allora, anche uno stratega non è male, anche la stabilità lavoratori, però io direi che è un generale con i controcazzi, il nostro Mario Borsezio. Abbiamo una nave costruttrice ferma, va bene. Io direi, adesso puoi costruirmi l'avamposto in questa direzione, anche se in realtà
forse sarebbe meglio prendere questo sistema, perché è quello più vicino. Qua, diciamo, non c'è nessuno, quindi io andrei a prenderci questo, in modo tale da riempire questi buchi, questi spazi. Potrebbe essere controintuitivo, però potrebbe essere. Allora, relitto identificato. L'equipaggio a bordo della ISS Ambasciatrice, che tra l'altro dovrò cambiarci il nome, segnala che il relitto vicino a Seigawa A sembra essere stato danneggiato. Un'ispettata tempesta solare geomagnetica. La nave da rifornimento ha subito danni irreparabili ai sistemi vitali e ha vagato nello spazio fino a raggiungere il pozzo gravitazionale Seigawa A. Non ci sono sopravvissuti. La stiva della nave contiene un notevole carico di minerali. Riconsegna i minerali all'impero. Li renderà felici e aumenterà la nostra influenza. Allora, aumenterà la nostra influenza mi interessa. Però, cavoli. Allora, però 300 di minerali, ragazzi. Per 300 di minerali che io faccio in 3 mesi, devo star lì a... Ma va, ma che sti poveracci. Ma dai, andiamogli a questi pezzenti. Tanto non capiscono niente, sono alieni, non capiscono. Non sanno neanche cos'è. Cosa vuol dire essere pezzenti, ragazzi. Va bene, glieli diamo loro. Intanto Luca Zaio è migliorato. Io direi che diventa un esperto governativo. Sì, Luca Zaio è quello che ha fatto nel Veneto. Ah, te lo raccomando. Te lo raccomando. Wow, ragazzi, intanto le spese economiche. Si vede l'amministrazione di Salvini. Proprio va male, male, male. Intanto ci danno... Ok, sono contenti. Quindi abbiamo riconsegnato il carico e ci danno un po' di influenza, che non fa mai male, ovviamente. Allora a questo punto andiamoci a fare la base stellare anche qua, così recuperiamo un po' di risorse. Però, ragazzi, wow, stiamo andando giù in un tracollo. Come mai questa cosa? Fatemi vedere l'architetto. Perché l'architetto preferisce la ricerca. No, io architetto, tu mi devi dare l'agricoltura, in modo tale da bilanciare un po', perché sennò qui veramente finiamo giù in un canale. Ok, il cibo è un po' migliorato, però insomma la situazione economica della Padania non è proprio delle migliori, Magari potrei andare a creare un altro distretto generatore, giusto per dare una scossa, diciamo. E questa qua, quindi lo converto. Dai, riconvertiamo il distretto agricolo con un distretto generatore, per forza, perché sennò qua andiamo giù veramente in un canale. Intanto lo scienziato Paolo Verdi ha scoperto un pianeta sepolcro. Questo pianeta potrebbe nascondere più di quanto si possa vedere ad occhio nudo. Interessante, però per adesso lo ignoriamo. Ci saranno i tuoi colleghi che verranno a studiare queste anomalie. Intanto continuiamo a costruire. E costruiamo. Attenzione, sito archeologico studiato. Allora, siamo decollati. Oh, finalmente. Anche se pericolosa, la nebbia inebriante della nave aliena potrebbe aumentare l'efficacia e la lealtà dei soldati nel nostro impero. Impero, addirittura. Tuttavia, la domanda rimane: dovremmo sottoporre i nostri soldati a questa sostanza pericolosa, o dovremmo dire di no e imparare dai loro tragici errori? Sfruttate questa promettente tecnologia e ci dà rabbia del saggio, danno armate più 5%, ottimo. Abbandonate questa pericolosa tecnologia. No, io voglio utilizzarla perché la rabbia è quella che è fondamentale, cioè è proprio la base del nostro partito, della Lega dei Matteo Salvini, quindi assolutamente un'ottima cosa, proprio anche a livello del partito. Andiamo avanti. Intanto abbiamo trovato un colossale cratere di impatto, indica che qualcosa di più grosso colpito la superficie di Suter II. Per fortuna non è toccato a noi. Andiamo a vedere un attimo cos'è. Per fortuna non è toccato a noi decidere la vita di questi alieni, perché sennò sapete già che avrebbero fatto una bruttissima fine. Intanto Pontida può essere aumentato di livello, ci dà qualcosina in più, un po' più di mantenimento. Però il mantenimento si basa solo sul... Ah no, mantenimento base. Adesso ne abbiamo un 1, questo diventerebbe un 5. Siamo già messi male, ragazzi, quindi io non voglio andare a gravare ulteriormente su questa scelta. Niente, non andremo a potenziare il sistema. Dobbiamo rimanere tranquilli. Vediamo un attimo invece l'agenda del consiglio. Cosa possiamo dare come nuova agenda del consiglio?
Allora, abbiamo fatto forti da soli. Quindi ci dà velocità di crescita della pop, valore commerciale meno 5 però, ma con un'attrazione delle etiche xenofobe interessantissime, direi. Attrazioni etiche militariste. Io direi di fare questo qua, dimostrazione di potere. Dimostriamo ai nostri potenziali nemici di che pasta siamo fatti. Che poi in realtà dimostriamo noi stessi, cioè non è che andiamo là a dirgli, ehi zio, guarda che armata che c'ho una mazza. Corrosione asteroidale. Quindi circa 1000 anni fa un asteroide ricco di minerali ha impattato violentemente su Suter II. Ora alla superficie è possibile trovare una varietà abbondante di minerali nei pressi dei crateri dell'impatto. Ottimo, ottimo, ci dà un +3. Perfetto, vediamo di scoprire ancora qualcosa di bello. No, ragazzi, il nostro grandissimo funzionario Luca Morrisis ci ha lasciato all'età di 76 anni. Mentre al servizio del nostro impero. La gente chiede a gran voce un servizio commemorativo per onorare il contributo di questo leader in lega di Matteo Saltini. Un grande evento darà a tutti una chiusura e rafforzerà i nostri ideali. Io direi cantiamo per la sua anima, perché noi non abbiamo soldi, per piagnere. Quindi direi che non è il caso di fargli una grande cerimonia. Una partenza triste, signori. Il popolo si riunì in massa per celebrare la vita e la carriera di Luca Morrisis. Enormi processioni riempirono le strade e gli inni furono cantati fino a notte fonda. Egli ci aspetta ora dall'altra parte del velo. Paragrafi popolari tratti dai suoi sermoni risuonano ora in tutto l'impero, ricordandoci il nostro obiettivo comune, fino a quando ci incontreremo di nuovo. Grandissimo, grandissimo il nostro funzionario Luca Morrisis, che comunque ha fatto il suo, Grazie, grazie per il tuo lascito. Allora, vediamo un attimo nel consiglio, quindi abbiamo un posto vacante. Io metterei a questo punto l'architetto Locatelli Claudio. Architetto Locatelli Claudio, direi che sei annoverato nel consiglio. Quindi fatemi capire, io adesso qua non ho un leader. Qui metterei l'architetto Locatelli Claudio, che direi che ha fatto un discreto lavoro. Prendiamo a questo punto un giovane leghista. Vediamo. Questo funzionario, aspettativa di vita più 10 anni. Sì, vabbè. Unità dei lavoratori potrebbe essere interessante, ma non mi fa impazzire. Guadagna esperienza leader. Allora, io voglio fare questo. Guadagna esperienza leader, anche se ha 41 anni, di già. Però, ma sì, dai, mettiamo lui. Non si chiamerà ovviamente Alexander, ma si chiamerà Oliviero Milanesi. Eccolo qua, il nostro Oliviero Milanesi, pronto per la carriera all'interno della Lega. Sarà in grado di darci delle soddisfazioni, vedremo. Intanto Paolo Verti ha trovato un'altra anomalia. Debole segnale alieno, sempre su Suter. Va bene, dai, vediamo che cos'è. Potrebbe essere un segnale di soccorso. Allora, potrebbe essere un segnale di soccorso. Ignoriamo. Ignoriamo il segnale di soccorso. Sapete che la politica della Lega è no sbarchi, no sbarchi. Benissimo, abbiamo fatto questa importantissima ricerca. Importantissima. Allora, questo potrebbe essere interessante, anche questo, perché la capacità di avere leader famosi. In realtà ce li abbiamo già i leader famosi, però vabbè. Se no potremmo aumentare l'abitabilità. Non sarebbe male, non sarebbe male. L'abitabilità, io direi sì, aumentiamo l'abitabilità, perché dobbiamo tentare di espanderci sui diversi pianeti per poter dire poi la nostra, ecco. Mi piacerebbe fare un'altra stazione orbitale. Magari la facciamo... qui c'è un pianeta. Ma che pianeta è questo, scusate? La Padania? Ah sì, Pontida, scusate, Pontida. Potremmo farne anche uno qua, effettivamente, di
di Porto Stellare. Io lo farei semplicemente per il motivo che lo facciamo diventare una baia, cioè gli diamo baia idroponica e almeno ci pompa un po' quella cosa lì, ecco. Intanto guarda qua chi è tornato, il nostro Cencio, grandissimo, benissimo. Mi devi dare una mano ad esplorare. Dai, vai, vai, aiutatemi a esplorare questa galassia, perché qui non sappiamo ancora come girano le cose. Non lo sappiamo ancora. Ok, qui intanto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Il distretto minerario io andrei a rimpiazzarlo a questo punto. Allora, un'altra missione. Un gruppo di cavalieri è appena tornato da una lunga missione. Le loro astronavi sono malconce, le loro armature hanno visto giorni migliori. È stato un viaggio estenuante che ha fruttato poche ma preziose informazioni sulla Madonna. Nonostante le difficoltà subite, il morale è alto perché non sono tornati, scusate, a mani vuote, e le loro storie saranno un'ottima aggiunta alle cronache. Ok, va bene. Niente di che. Allora, qua direi di andare a rimpiazzare sempre il distretto minerario e lo facciamo un distretto generatore. Qui abbiamo capitale imperiale, va bene, però insomma dobbiamo, ragazzi, dobbiamo cercare di prendere più crediti possibili perché stiamo andando in deficit importanti. Intanto Claudio Locatelli è avanzato di livello e direi che potrebbe essere un mantenimento inferiore di edifici, ci potrebbe stare più cibo o più esperienza. No, andiamo a dare su interesse architettonico, visto che insomma è un architetto, direi che l'interesse architettonico ci sta. Qui addirittura abbiamo un plus. Ok, allora andiamo a fare ancora un altro distretto minerario. Bene, costruzione completata. Cosa abbiamo completato? Benissimo, andiamo a costruire subito delle... Ah, attenzione, abbiamo trovato, scusate, allora, continuiamo, se no mi perdo. Andiamo a costruire subito un centro per l'estrazione dei crediti, mentre invece qua qualche altra popolazione ha trovato un cantiere della Lega Separatista e l'hanno distrutto. Benissimo. Non so chi sia stato, probabilmente forse questi, non lo sapremo mai. Eccoli qua i nostri lumacosi. I nostri lumacosi. Allora andiamo a migliorare, vale, anche con loro. Comunque i diplomatici noi li mandiamo, perché vogliamo mantenere buoni rapporti con il vicinato. Non vogliamo contrasti troppo pesanti. Anche perché insomma non siamo in grado di opporre resistenza. Dovremmo anche costruire un po' di navi, tipo cacciatorpediniere. Wow, ma costa veramente un casino. Vabbè. E cerchiamo insomma di sopravvivere. Intanto Matteo Saltini ha preso corrotto. Ma come corrotto? Matteo Saltini, ma come? Benvenuti al TG4, care telespettatrici, cari telespettatori. Appaiono sempre più definiti quelli che sono i contorni di una vera e propria trappola. In realtà si trattava davvero di un trappolone ordito, anche con fondi provenienti dalla Russia di Putin, e il leader della Lega Salvini parla di fango e falsità piovute sul partito per anni. Ora dice intervenga la magistratura, guardate. Logge massoniche, oscuri mediatori, 007 russi. L'inchiesta sui presunti finanziamenti di Mosca alla Lega si è chiusa 40 giorni fa con la decisione del GIP di Milano che ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. Ma nei retroscena rivelati dal quotidiano La Verità spuntano i particolari dell'incontro all'Hotel Metropol di Mosca. A quell'incontro, avvenuto il 18 ottobre 2018, parteciparono 3 italiani e 3 presunti emissari di compagnie petrolifere russe, ma uno di loro, si scopre ora, era in realtà un pezzo grosso dell'FSB, il Servizio Federale per la Sicurezza, cioè l'ex KGB, esperto in opere di disinformazione. Al centro dell'incontro sarebbe stata la compravendita di prodotti petroliferi che avrebbe fruttato 65 milioni di dollari per le casse della Lega, hanno accertato i magistrati milanesi. Di fronte a queste rivelazioni, la Lega parla di macchinazione costruita a tavolino per colpire il partito, annuncia un esposto alla magistratura e chiede l'intervento del Copasir, il Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti.
Matteo Salvini, leader della Lega, grazie per essere con noi. Allora, i soldi dalla Russia, le trattative dell'Hotel Metropol, le dazioni di denaro alla Lega, alla fine emerge... Sì. Io porto in giro per il mondo il nulla e lo faccio ovviamente perché è la mia passione, è la mia missione, è il mio lavoro. Spiace che per anni un mix di magistratura, politica e giornalismo di sinistra, che fa il suo dovere, abbia infangato non Matteo Salvini e la Lega, ma Televisione Pubblica. Ecco, Ministro, tutto ciò la Lega lo ha pagato salato politicamente, eravamo anche alla vigilia di un voto decisivo, il voto europeo. Decine e decine di articoli, di giornali, servizi televisivi, anche sulla televisione pubblica, senza chiedere un euro a gratis. E non è la prima volta che la Lega viene coinvolta chiedendo i soldi agli italiani senza nessuna prova, nulla. Ecco, Ministro, ora che la verità è venuta a galla... È la prima volta che la Lega viene coinvolta, viene infangata. Cosa intendete fare? Cosa intende fare la Lega, lei? Domani sarò a Messina e poi dopo qualche anno, scusate, non c'era nulla, archiviato. Spero che qualche giudice apra un occhio e un'inchiesta e spero che giornalisti e politici che pare siano stati complici di questa enorme messa in scena paghino per l'errore commesso. Attenzione, scusate, vi devo interrompere perché ho visto che è stata trovata la probabile posizione dell'ammiraglio separatista Bossi. Scusate, subito la linea per questo caso.